Il sindacato UGL ha eletto il proprio coordinamento regionale della sicurezza. Mauro Armelao, segretario veneto della Polizia di Stato, mette l'accento sulle carenze che continuano ad affliggere le forze dell'ordine. Sentite. Sicurezza sembra essere la parola d'ordine di ogni esponente della politica, dal consigliere di quartiere al ministro, ma i mezzi che vengono messi a disposizione delle forze dell'ordine sono sempre carenti. La situazione per chi opera nel settore è sempre più difficile. Il problema che in questo momento è un cancro proprio per le forze di polizia è proprio la mancanza di risorse. A parlare così è Mauro Armelao, segretario veneto dell'UGL della Polizia. Non riusciamo a garantire un adeguato controllo del territorio, addirittura appunto visto che oggi c'è il congresso regionale della forestale, allora addirittura mancano le risorse per mantenere il servizio ipomontato, esempio nell'altopiano di Asiago. Per questa situazione Armelao chiama in causa la politica. Questo la dice lunga su quello che è la politica nazionale di tagli indiscriminati lineari nei confronti della sicurezza. E non è leggenda il fatto che non ci siano i soldi per far funzionare le volanti. Pensate solo che la Questura di Venezia all'anno sul capitolo di spesa per la manutenzione degli automezzi ha a bilancio 7.000 euro che praticamente terminano nel giro di 2 mesi. L'occasione di affrontare questi temi è stata data dalla nascita del coordinamento regionale dell'UGL per la sicurezza. Segretario è stato eletto Fabio Napoli del Corpo Forestale dello Stato. Anche i forestali lamentano la disattenzione della politica. Quello che noi vediamo è una mancanza di attenzione da parte dell'organo politico per poter darci quelle risorse che possono essere dai buoni benzina per poter presidiare il territorio a appunto tutte quelle risorse minime necessarie per poter svolgere l'attività al meglio.